Cari amici, ben ritrovati, nuova puntata di Eventi del Territorio. Quest'oggi siamo a Lano Fener, siamo in compagnia del presidente del Proloco di Fener, Dario Codemmo. Ben ritrovato Dario, Carnevale edizione 2023 e si riparte alla grande con tantissima gente inaspettata. Sì, inaspettata, in realtà no, perché ecco, quando sono riaperte un po' le manifestazioni ci si è accorti un po' dappertutto che c'era questa voglia di ritornare. E questa è un po' particolare, questa riapertura, chiamiamola così, perché proprio il 2020, l'anno del Covid, è stata l'ultima manifestazione che abbiamo fatto e il giorno dopo è partito il lockdown. E quindi ce lo ricordiamo ancora così l'ultimo carnevale che abbiamo fatto le premiazioni anche a Fener. Quest'anno tanta partecipazione comunque e quindi siamo contenti insomma del risultato, ecco. Ed eccoci ai microfoni con il nostro carissimo amico presidente del Proloco di Alano, Diego Dabon. Diego, ben ritrovato anche a te, come abbiamo detto al tuo collega di Fener, una ripartenza alla grande anche per Alano e tanta voglia di ripartire, insomma. Sì, la voglia c'è, abbiamo visto anche all'inizio anno con le nostre manifestazioni natalizie c'è stata molta affluenza e la gente ha voglia di uscire. 2 anni sono stati duri effettivamente e la ripartenza abbiamo visto non è stata così in grande, però insomma ci accontentiamo, sono solo 5 carri quest'anno, però l'importante è cominciare, si comincia sempre dal basso e dopo si cercherà di crescere. La gente c'era, ho visto molta gente che ha partecipato, hanno tutti gradito e speriamo di continuare così. Noi ce la metteremo tutta come volontari a continuare e vi aspetto ai prossimi eventi della Proloco di Alano. E accanto a noi, ai nostri microfoni, il sindaco di Alano Fener, la signora Serenella Bogana. Buongiorno sindaco, ben ritrovata. Buongiorno. Dopo 2 anni si riparte alla grande con questa manifestazione che porta in piazza grandi piccini. Certo, ci voleva proprio, lo aspettavamo e l'affluenza che c'è stata io credo stia proprio a significare il fatto che c'era la voglia proprio di ritrovarsi, di essere spensierati e di avere un momento proprio in totale serenità, soprattutto per i bambini che ne avevano proprio bisogno. Dei prossimi eventi, Diego, sto bene, 2 parole magiche, crescita e tanta gente, quindi anche a te come Proloco di Alano un appello verso i cittadini per avvicinarsi alla Proloco. Sì, noi abbiamo aperto il tesseramento e chiediamo a chiunque voglia mettersi in gioco e dare un po' del suo tempo per gli altri e quindi far crescere anche i nostri piccoli paesi di tesserarsi. È un piccolo gesto che però alla fine può dare grandi risultati. Noi poi faremo il punto della situazione col tuo collega di Alano, però per il momento a te facciamo fare un appello per tutti i cittadini ad avvicinarsi al volontariato. Sì, adesso a inizio anno, come di consueto, insomma, tutte le associazioni riaprono il tesseramento. È importante anche dare questo contributo di volontariato per il proprio paese, perché si riesce anche a fare eventi come questo che reggono solamente con il lavoro di volontariato. Ecco, quindi ben venga se ci sono nuove persone che vogliono dare il proprio contributo proprio per il proprio paese. Grazie.